Saluto a tutti, siamo in Bidaman Strisaili in compagnia di Giuseppe Loi, Susindi di Ustavida. Salute Giuseppe. Salute. Grazie per l'ospitalità. Noi siamo in Sabida e praticamente si tenta da imbezzare o meno si imbezza da impiegare namos. Sono poi ti devo dimandare una risorsa a queste persone. Noi siamo pesati ormai con questa mentalità di piccioccheddo, di piccolo noi abbiamo sempre imparato, tanto su anziani ad rispettare, sia ci si intendeva bene, sia ci fu di malaidongiu, ad attendere, ad curare, e anziani poi sempre sui di contare la storia, sui di una razza di responsabilità, da via ci non si manca per il giovane, no? Tu anziani fu sempre sui di narrata un'idea, un suggerimento, di imparare a vivere, o a imparare a vivere è una cosa manna in questo mondo torticiamo male, a vivere se uno è un picciocchio impara già a vivere e tiene sa malesa e è bravo a scurtare su dinaro di un anno da isso, come te vuoi noso, la generazione mia ancora lo scurtare anziano. Mo il picciocchio del mondo mi pare che non va tutto bruso ligereggio, però l'anziano sta avere una su potrebbe essere una risorsa, poi adesso anziano d'orto pure una parte di essere questo spuro, non tutto pane del vaiustier, ma si tratta di essere anziano saggio e donato un consiglio, andate a scrutare, sia sul bivio quotidiano, sul modo di comportarsi, educazione, ma prevalentemente per il suo tenore di vita, dopo bivio un meta con un vicinato di gente anziana, mi sono pesato con gente anziana, e in cui mi sono sempre questo zio, uno zio di mamma, questo c'è fedele mi narrato una cosa, il modo uso barzelletta via, ma la verità. Mi narrato essa messa tocca da sentire pesare sempre quando si gallo tenendo fame, no? Questo tu traduci solo durante tutto il dietologo del suo mondo di Nanta e io da a pappare un vago e a pappare così è da tanta gente è giusta, invece non si sa tutto un anno su questa valsa e ricchezza, no? Perché a via sono saputo per ai stimoli diversi e tu osserva solo se si pica nel domo, spiega cosa su quello e per cosa ci diventa male. A sa fine vuoi pagare a meta non solo per papà, ma anche poi per il dietologo pure, no? Perché così di dipendente di papà. Invece non si vuole limitare da sempre, abituandoci a un equilibrio, no? Questo equilibrio non si è avuto sicuramente stai più bene in società, stai più bene fisicamente, a vivere più a lungo, che questa cosa gli interessa a tutti. Infatti, io eri a arrivare, sicuramente queste persone sono ricche di storia, di cultura, esperienza, ma sono pinza sorte di salute. Questo è un segreto può arrivare in detta. Ma sicuramente i traballanti, io ando a traballare su giusto ma traballante, dunque sul rapporto fisico due voti. Ci fai avere uno stravizio a pando che una cosa, fu sempre comunque cosa una cosa naturale, pappanta sia sapezza che il latticino, tutti i prodotti sono su desorto spuro, noi che non pappanta la verdura o il legume, se fuori uno papà è abbastanza omogeneo in cose, con una dieta sana e poi sul movimento ci vedi di prendere a spagare bruso l'energia da consumare. Invece ora rischiamo che via, non si c'è gravato un locale, va a ormai, va un spuntino, va a parmere e poi non deve fare nulla, se usa burrazzato e sta ormai le Quindi no, su 20 di giugno teniesi una esta e ad coinvolgere un po' tutto già vita. Lascio a tu e un invito poi ad attendere piacere di partecipare. Ma io ci saida ci monoro di amministrare, deve essere sindaco, che saida ma dona questa responsabilità importante per la seconda ia e se dona ci esse cogliere le cose principali, di onestà, dell'accoglienza, dell'ospitalità, poi quando si crescendo su questo quando con uno strangio a essere ospitale, se ne si va ci si tiene vino, si convita a vino, si convita a tappa, però l'ospitalità è una cosa importante. E fai bella figura sempre, poi c'è arto sonore dei Damanna e su numero di Saida, e poi una responsabilità di tutto, del sovrespittico a sovrumano, a Sanziano. Sanziano questo sicuramente da sempre fatto, perché tu con la da strangia ti precontano di un uomo, dei Damanna e ti precontano sempre con rispetto, le naga c'è un terreno da voce gusto. Dunque devi avere tutti i produttori, i ristoratori di Saida, i bottegheri, i produttori, gli imprenditori, e colto questo aspetto, che è una cosa importante, che se noi siamo bravi, se non si rende, questa è una leva importante per la nostra economia, questa cosa di questo dono che ci ha dato Gesù Cristo, adesso una idea longeva, no? E deve essere importante a sfruttare, cercando di essere onesto, commercializzando cose sana, cose buone, se ci viene da vita a manna, se deve andare contento, che bene, ha visto gente brava, se sta gatta bene, e se deve andare chi sta andando bene da manna, questo deve ottenere come risultato, e non spacciando in aria, pagando su giusto nel locale, servindo cose buone e cose giuste. Grazie Meda, de nos hai ospitato a Meda Sanno. Grazie a voi e torrenci per cose buone.
Dio